Siamo con Cristian Malizia, siamo all'esterno dello stabilimento dell'IKEA, del negozio IKEA qua di Padova. Oggi i lavoratori in sciopero, che cosa sta succedendo? Sì, oggi i lavoratori, tutto il resto del negozio si è aggregato ai nostri colleghi della logistica che hanno scioperato anche ieri a sorpresa, questo in quanto ieri a Roma le trattative purtroppo tra azienda e sindacato sono saltate. Cosa vuol dire? Vuol dire che si prospetta per noi dipendenti una maggiore flessibilità oraria, il che vuol dire riduzione della vita privata, il tutto con una riduzione drastica delle maggiorazioni domenicali e festivi, calcolando che nei giorni domenicali e nei giorni festivi qui in IKEA si lavora parecchio, quindi la gente è demotivata e questo è l'inizio di un agosto che sarà molto, molto caldo a livello di scioperi. Ecco, quindi non viene più riconosciuta la disponibilità in sostanza del dipendente e quindi si vengono a perdere soldi in busta paga alla fine. Assolutamente sì, calcolando che la maggior parte dei dipendenti sono o part-time che fanno turni verticali, quindi lavorano molto nei weekend, o comunque anche full-time che sono qua dentro spesso e volentieri. IKEA è un negozio che chiude 5 giorni all'anno, tutti gli altri giorni siamo qua, abbiamo sempre dato la nostra disponibilità, però adesso come adesso si vedono infranti tante cose, insomma non abbiamo più reso conto. Noi non chiediamo niente in più, vogliamo solo che non ci venga tolto quello che fino adesso in 10 anni abbiamo costruito su questa azienda che è sana, che non è in perdita. Lo vediamo dalle vendite, lo vediamo dai clienti che abbiamo tutti i giorni qua in negozio. Certo, quindi è un comportamento inspiegabile sostanzialmente. L'azienda che tipo di motivazioni dà? L'azienda parla di aumento di costi di lavoro, parla di voler fare nuove aperture di nuovi negozi, ovviamente sulla pelle dei dipendenti. I dipendenti non ci stanno più.